Centrano i lavori sulla linea ferroviaria Genova-Pisa-Roma, centrano i guasti occasionali, ma anche il consueto affollamento estivo sui convogli e sulle banchine dovuto al gran numero di turisti in Liguria. Sono i disagi più o meno consueti dell'estate di chi viaggia in treno per raggiungere il posto di lavoro, cui il Comitato Pendolari Levante Ligure dà voce anche con Trenitalia, ma ricevendo risposte evasive. Su determinati orari che casualmente si ripercuotono sul rientro del pendolare e passano dai 20 ai 60 minuti in un attimo. Questo sui treni a lunga percorrenza. Poi per carità ci sta l'imprevisto, ci sta il guasto sulla linea, però è veramente logorante. I lavori, secondo quanto comunicato dalla Regione al Comitato, proseguono secondo programma, quindi la fine prevista entro il 2028. Attualmente gli interventi sono su Genova e Massa. Mettendo dei convogli magari limitati alla Liguria, da Spezia a Genova, ma in qualche modo dobbiamo, almeno per la prossima estate, prevedere un qualcosa, perché un'altra estate così è veramente, veramente pesante da gestire. Trenitalia ha spiegato che non è possibile modificare, riprogrammare orari e numero di treni, ci sono però altri disagi su cui per i pendolari c'è come margine di intervento. Non vengono aggiornati i sistemi informatici in modo adeguato. I ragazzi dell'università, delle scuole sono costretti ad andare ancora in biglietteria a farsi gli abbonamenti a mano, non è possibile farli online. La carta tutto treno non riesce a farla tramite l'app. Tutte quelle cose che basterebbe veramente poco sforzo. Il Comitato continua a chiedere maggior coinvolgimento per quanto riguarda la programmazione degli orari dei treni nelle fasce orarie di viaggio per lavoratori e studenti. Perché è inconcepibile che ci siano dei treni a lunga percorrenza come i Freccia che vadano a invadere e a occupare l'orario del pendolare. Noi chiediamo dei treni dedicati al lavoratore, allo studente e non treni che servono ai politici o ai turisti.